Amici e telespettatori di Rete Veneta, buona giornata, ben ritrovati con Focus TG, una edizione questa dedicata in gran parte all'ondata di maltempo che si sta abbattendo anche sulla nostra regione. Già ieri sera l'allerta da gialla è passata ad arancione e c'è parecchia apprensione in queste ore, soprattutto nelle zone più ad ovest del Veneto, laddove le precipitazioni sono più consistenti. Una notizia di questa mattina è che è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la statale 12 della Betone e del Brennero in località Sant'Ambrogio di Valpolicella a causa di un allagamento stradale. Poi a Venezia, Acqua Alta, ancora una volta si sono alzate le barriere del Mose, ma in queste ore i timori sono soprattutto per il Vicentino. La città sta vivendo con grande apprensione l'arrivo della piena del Bacchiglione che è attesa per il primo pomeriggio. Ci fa il quadro della situazione, la vedo collegata la nostra Luisa Bertini con la collaborazione tecnica di Simone Squarcina. A te Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Ponti di Debba, come hai anticipato. Nuova allerta arancione, quindi Vicenza nuovamente con il fiato sospeso per la situazione relativa al Bacchiglione che vedete alle mie spalle. Ponti di Debba per il quale è stato chiuso in via precauzionale il ponte del passaggio pedonale e ciclabile sulla destra. Noi adesso ci troviamo invece nella parte dedicata alle automobili, quindi la viabilità è normale. Ovviamente il fiato sospeso resta per la piena del Bacchiglione che è prevista intorno alle prime ore del pomeriggio. Abbiamo notizia da poco che è stato aperto il bacino di laminazione di Caldogno, che è quello che va ad arginare appunto quelle che sono le ondate di piena del Bacchiglione. Meno preoccupazione invece quella che desta il Retrone, che ha raggiunto il livello di 2,70 m, mentre il Bacchiglione stamattina ha raggiunto 4,50 m e appunto è stata predisposta l'apertura del bacino di Caldogno, piena prevista per il primo pomeriggio, che potrebbe raggiungere i 5 metri. Intanto, prima di farvi sentire il punto della situazione che abbiamo realizzato prima insieme all'assessore comunale Matteo Tosetto, vi do una panoramica anche di quello che succede in provincia, perché anche la provincia aspetta appunto quelle che saranno le ripercussioni del maltempo e quindi delle piogge della montagna. Per il momento si registrano delle criticità a Monte di Malo, la zona bassa è in sofferenza, il torrente Rana è esondato parzialmente, quindi ha tracimato sui prati portandosi verso la strada, così come in via Ceola dovranno intervenire in somma urgenza, sempre parliamo di Monte di Malo, per chiudare una strada a causa delle frane, perché ricordo che il Vicentino è stato intaccato da diverse ondate di maltempo anche 10 giorni fa, quindi i terreni inzuppati ovviamente portano alla preoccupazione verso la fragilità delle montagne e quindi alle frane. Situazione attenzionata anche a Cornedo, perché l'Agno è a sfioro. Al momento criticità non se ne sono registrate in maniera particolare, se non, tornando qui a Vicenza, per alcune strade che sono state chiuse, Culdeola 7K e strada Caperse per qualche allagamento e un albero caduto in via Forlanini, per cui è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione. Ma adesso, prima di lasciare la linea allo studio, sentiamo insieme la panoramica dell'assessore Tosetto. Ci siamo appena riuniti al COC anche questa mattina dopo aver monitorato la situazione durante tutta la notte. Grosse segnalazioni per fortuna non ne abbiamo avute, anche se comunque è stata attivata MCPS per posizionare alcuni cartelli per la chiusura di alcune strade. Abbiamo attivato Valore Ambiente per segnalazioni di tombini chiusi da fogliame che è caduto durante la pioggia.
e stiamo intervenendo con il gruppo volontari della Protezione Civile per chiudere in via del tutto precauzionale il ponte di Debba, la pista ciclabile e il passaggio pedonale. Abbiamo dovuto attivare i vigili del fuoco per un albero caduto in via Forlanini su manto stradale. I sacchi di sabbia sono pronti da MCPS per essere posizionati nei presidi qualora dovesse essere necessario. In questo momento in città sta cessando la perturbazione, anche se potrebbe succedere qualche altro rovescio. Continua a piovere in montagna e ci aspettiamo la piena nel primo pomeriggio, anche spostato magari verso metà pomeriggio, però attendiamo di vedere le precipitazioni quanto abbondanti saranno e quando termineranno. Ecco, allora ringraziamo quindi per questo collegamento da Vicenza la collega Luisa Bertini assieme a Simone Squarcina per la parte tecnica, e restiamo nel Vicentino, andiamo a Marostica perché anche qui l'attenzione è massima, soprattutto per le frane, per questa nuova precipitazione che si sta riversando su terreni già zuppi d'acqua. Vedo che abbiamo in collegamento il nostro Mirko Cavallin appunto da Marostica. A te Mirko, buongiorno. Buongiorno Banta, ben trovati telespettatori di Rete Veneta. Sono nella sala operativa del COC, attivato ieri sera dal Comune di Marostica, nella sede della Protezione Civile. Con me c'è il sindaco Matteo Mozzo e il coordinatore della Protezione Civile Lionello Chiminelli. Partiamo con Alessandro Costacurta dalla mappa in tempo reale. Marostica è qui, 0 precipitazioni in questo momento, in effetti non piove anche se il cielo è plumbeo, ma questa è la situazione del nord Italia. È piovuto molto stanotte, ci sono dei venti di direzione molto variabile, e quello che preoccupa è questo fronte che dovrebbe arrivare nel corso delle prossime ore sul nostro territorio dalla Liguria già martoriata. Partiamo col sindaco per fare il quadro delle ultime ore, già prima dell'alba le prime segnalazioni. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto le prime segnalazioni sono arrivate al sede COC dal numero H24 della Protezione Civile intorno alle 5 di questa mattina, con segnalazioni da parte di più cittadini di piccole cadute di massi su strade comunali e all'imbocco di una strada provinciale, che tutto è stato liberato molto velocemente dai nostri volontari, che ringrazio. Poi nell'arco della mattinata abbiamo avuto più che altro segnalazioni di allagamenti multipli in alcune vie, ma comunque vie già segnalate perché sono di fatto in aree depresse. E cosa vuol dire? Che il manto stradale è di fatto molto al di sotto di quello che è il piano campagna, e quindi di fatto le strade vengono utilizzate come impluvio, lì non ci sono particolari soluzioni applicabili. Nella mattina abbiamo tenuto monitorato il torrente Longhella, che si sta comunque alzando anche in questo momento, dovuto soprattutto al fatto che sta piovendo ancora in collina e in montagna, e quindi l'impluvio idrografico del Brenta arriva dall'altopiano di Asiago, e questo fa sì che ci sia lo scarico di acqua per molte ore, nonostante poi a Marostica in questo momento non piova. Proprio in questo momento la segnalazione che adesso deve essere verificata dagli uomini di Protezione Civile e dal gruppo dell'NC con i tecnici comunali è quello di andare a verificare una segnalazione che è arrivata di quello che sembra un avvallamento all'interno dell'Argine, nella zona vicina anche al centro storico, e quindi adesso dovremo verificare la situazione per poi anche segnalare agli enti competenti il caso, se dovesse essere una questione preoccupante. Comunque adesso siamo fuori in monitoraggio e andremo a vedere cosa succede. Ci sono 5 squadre attive da questa mattina, che ringrazio, perché ormai la situazione non è più di fatto un momento eccezionale, ma sta diventando una casualità. Penso che i volontari di Marostica ormai abbiano la residenza fissa qui in sede. E proprio ai volontari, tramite il coordinatore Lionello Chiminelli, ci rivolgiamo. Quanti all'opera in questo momento, e soprattutto poi questa preoccupazione per le prossime ore? Sì, certo. Come diceva ieri prima il sindaco, siamo stati allertati stamattina con una preallerta fatta dal funzionario ancora ieri in allerta arancione, e stamattina siamo arrivati qua verso le 6:30 circa con 2 squadre operative più coordinatore in sala operativa. Abbiamo cominciato a coordinare le varie uscite.
Sì, può essere che pomeriggio, sera e domani comunque possono esserci dei problemi, visto anche il meteo che è abbastanza serio. Ecco, c'è una cella domani che arriva e speriamo che vada tutto bene. Ecco. Il problema è soprattutto il vento, che è molto variabile. Il vento è variabile, difatti noi monitoriamo sempre per vedere queste celle che direzione prendono, ok? E a noi interessa soprattutto la quantità d'acqua sul terreno, visto che noi abbiamo comunque dei canali secondari che prendono acqua anche dall'altipiano circa, e monitoriamo anche l'altipiano e l'acqua che scende verso valle. Dunque c'è molto da fare, qui alcune squadre stanno andando, rientrando, il lavoro è tanto nelle prossime ore, quindi lasciamo sindaco e protezione civile alla loro attività. Marta, ti restituisco la linea. Ecco, grazie allora a Mirko Cavallin per questo collegamento con la collaborazione tecnica di Alessandro Costacurta. Continuiamo a parlare di maltempo. Abbiamo in collegamento da Castelfranco Veneto di Calivan con Nicoletta Rizzetto per fare il punto su quest'area della Marca, l'area più a ovest della provincia, la Castellana, che è quella maggiormente attenzionata in queste ore proprio per quanto riguarda l'ondata di maltempo. Vedo Edi in collegamento assieme al sindaco di Castelfranco Stefano Marcona. Te Edi, buongiorno. Marta, buongiorno ai telespettatori. Siamo esattamente come dicevi tu a Castelfranco, vediamo in azione gli operai che stanno predisponendo e allacciando i tubi per questa idrovora che andrà a scaricare nel caso di piena della Venale un grosso quantitativo di acqua proprio sulla Busa delle Moneghe, giusto sindaco, ci spieghi? Esattamente, sì, ci stiamo preparando nel caso andassimo in emergenza. Abbiamo visto nel passato che abbiamo sperimentato un bypass in modo tale da agevolare il deflusso della Venale verso il Muson, e questa idrovora sembra faccia il caso nostro, in quanto la portata è una portata importante e speriamo di non doverla usare. Nel caso, perché infatti dovessero esserci precipitazioni abbondanti e la Venale dovesse crescere in modo importante in pochissimo tempo, le paratie che noi vediamo qui sulla nostra sinistra e che chiedo gentilmente a Nicoletta di inquadrare non riuscirebbero a far defluire l'acqua in modo importante come invece questa idrovora dovrebbe fare. Le paratie sono 3, sono tutte aperte, ma nel momento di massima portata, che è 25 metri cubi al secondo, non riescono a far defluire tutta quella portata d'acqua lì. Quindi l'agevolazione di questa turbina dovrebbe compensare o in qualche modo mitigare il problema, perché adesso avrete modo di vedere la quantità d'acqua che scarica, è importante ed è un plus che possiamo mettere in pista in queste situazioni fin tanto che non si interverrà con interventi strutturali. Possiamo far vedere dove defluirà l'acqua, sindaco? Facciamo così, diamo anche un senso ai nostri telespettatori mentre l'idrovora comincia ad andare in funzione. Sì, l'acqua defluisce qui, questa che si chiama Busa delle Moneghe, ripeto non è traducibile. Nel momento in cui abbiamo avuto l'alluvione, attenzione, eccola qua, venite, c'è una prova che stiamo facendo adesso in modo tale, ribadisco, da essere pronti dovesse succedere. Lo sfioro, cioè l'acqua arrivava fino a quegli scarichi lì che ci sono appena sotto il muretto di pietra, anzi l'avevano superato. Inquadrare intanto gli scarichi in PVC. Aveva superato quel livello, adesso l'acqua è bassa fortunatamente, ma nel momento in cui si arriva prossimi all'esondazione resta ancora un margine di circa 1 metro, e quindi fin tanto che il Muson è basso ed ha capacità ricettiva, questo bypass aiuta, ribadisco, a mettere in sicurezza. Noi siamo nella circonvallazione che di fatto delimita il centro storico, e la strada nel caso di emergenza verrà chiusa come è chiusa in questo momento? Certamente, laddove dovesse succedere chiuderemo la strada da via Filzi a quella che va al Borgo Padova, questo angolo di cinta, insomma di raccordo di Castelfranco verrà chiuso. Ci stiamo
attrezzando, stiamo predisponendo tutto quel che si può mettere in pista per garantire sicurezza idraulica alla città. Ci spostiamo perché è pericoloso essere anche noi investiti dall'acqua in questo senso. E intanto, Sindaco, le chiedo, come Presidente della provincia di Treviso, come sta la provincia rispetto a questa allerta che c'è stata in queste ore? Si attende anche il passaggio di questa giornata, c'è ancora allerta in corso? Sì, c'è l'allerta arancione ancora in corso per Veneto E, quindi il Basso Brenta, il Muson. E qui in zona nostra io mi sono confrontato con il sindaco di Riese questa mattina e avendo deviato il Brenton, quello che arriva in cassa a Riese, stiamo calmierando la situazione, stanno laminando, stanno invasando anche la cassa di Godego, che è quella che dà benefici direttamente sulla Venale. Fortunatamente è smesso di piovere e speriamo continui così. Noi sappiamo che attualmente a Castello di Godego ci sono delle piccole esondazioni legate al Brenton, andremo a monitorare. Marta, se riusciremo ti richiederemo la linea, io e Nicoletta. Nel frattempo vi possiamo dire che abbiamo sentito le sindache di Casale sul Sile e Ponte di Piave e ci hanno detto che il livello dei due fiumi Sile e Piave sono cresciuti, i livelli delle acque, ma non in maniera preoccupante da destare attenzione. Ovviamente con tutte le precauzioni del caso si attende appunto il decorso di questa giornata, anche per capire se ci saranno ulteriori piogge, perché l'acqua che arriva dalla pedemontana in questa mattina aveva fatto alzare diversi in modo abbastanza importante alcuni fiumi, tra cui appunto Avenale e Muson, che vediamo ora però non essere in situazione di criticità. Il sindaco ci diceva appunto l'acqua sta defluendo in modo positivo e graduale, e vediamo appunto in azione l'idrovora in ogni caso di emergenza. Se non hai domande con il sindaco di Castelfranco Veneto, Marta, io ti restituirei la linea. Grazie Edi, un saluto al sindaco Stefano Marcone, grazie a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Andiamo ora a Padova, dove questa mattina si è aperta un'enorme buca che sta sull'asfalto, che sta creando parecchi disagi al traffico. Non è dovuta al maltempo, ma il traffico è molto a rilento. Ci racconta tutto Valentina Visentin con Federico Cibotto. A te Valentina, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. La vedete alle nostre spalle, la buca, la voragine che si è aperta questa mattina nel quartiere Portello. Siamo all'angolo tra via Marzolo e via Poleni, quindi nel cuore dei dipartimenti universitari. La buca ovviamente adesso è più grande per consentire i lavori. Quello che appunto possiamo dire con certezza è che non si tratta di una buca, una voragine provocata dal maltempo e dalle piogge di questa notte, ma dal cedimento e dalla rottura di un grosso tubo del diametro di 2,5 metri della fognatura, tubo molto grande che questa mattina si è rotto, provocando dunque il cedimento dell'asfalto. Sul posto li vedete, sono già al lavoro dalle prime ore di questa mattina i tecnici di APS che stanno riparando il danno e ovviamente poi provvederanno a riasfaltare la strada, che nel momento è stata chiusa con un cambio di viabilità che riguarda dunque il quartiere Portello, chiuso il tratto di via Marzolo fino all'intersezione con via Poleni, che può essere comunque presa in un unico senso di marcia per ritornare su via Paolotti. Diamo anche queste informazioni di servizio per chi dovesse transitare in questa parte della città. Tra le altre cose oggi ci sono anche molte lauree qui nei vari dipartimenti e quindi è piuttosto affollata. Il cedimento del tubo della rete fognaria, quello che sta inquadrando adesso Federico Cibotto, è anche un espurgo che è qui sul posto per evitare che ci possano essere disagi ai residenti della zona. Molto probabilmente tra le cause della rottura di questi tubi può essere anche la sollecitazione che sta subendo l'asfalto in questo tratto, dove passano spesso camion molto grandi, perché ci sono dei lavori di edilizia nella vicina ex mensa Fusinato, che sta subendo un'importante opera di ristrutturazione. Dunque entro la fine della giornata, assicurano dal comune, la strada sarà riparata e la viabilità ritornerà alla normalità. Da Padova è tutto, linea allo studio.
Grazie a Valentina Visentin. Torniamo ora alla cronaca con il tentato femminicidio di Mussolente. Aggredisce la moglie in casa, arrestato dai carabinieri. Provvidenziale l'intervento della figlia minorenne. Spinta verso la ringhiera del balcone, afferrata con forza al collo. Un tentato femminicidio che si è consumato nella notte del 13 ottobre a seguito di una lite avvenuta tra le mura domestiche, per cui sono intervenuti i carabinieri. I carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno tratto in arresto un cittadino romeno di 39 anni, ritenuto responsabile del tentato omicidio della moglie convivente, anch'essa una cittadina romena di 36 anni. Il fatto è avvenuto nella nottata di domenica, intorno alle 2, all'interno dell'abitazione familiare della coppia, sita nel comune di Mussolente appunto, quando l'uomo, diciamo in stato di alterazione e all'esito di una discussione per motivi di gelosia, dopo aver spinto con forza la donna sul balcone dell'abitazione, l'ha afferrata con forza per il collo e ha tentato di farla cadere, di spingerla nel vuoto al di là della ringhiera. Provvidenziale l'intervento della figlia minorenne della coppia che, svegliata dal trambusto, è uscita in balcone. A quel punto l'uomo ha lasciato la presa andandosene dall'abitazione per poi rincasare dopo una ventina di minuti, dove ad attenderlo erano già presenti i carabinieri allertati dalla giovane che l'hanno condotto in caserma per gli accertamenti. La donna è stata invece portata in ospedale, medicata e dimessa con una prognosi di 5 giorni. L'immediata predisposizione di una articolata attività investigativa coordinata anche dalla Procura di Vicenza ha permesso di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, di acquisire la denuncia querela da parte della donna e le sommarie informazioni da parte della ragazza e quindi raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo, che per questo è stato dichiarato in stato d'arresto e tradotto presso la casa circondariale di Vicenza in attesa della convalida, che poi si è tenuta nella mattinata di martedì, all'esito della quale il giudice, convalidato l'arresto, ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza di genere registrato nel Vicentino, i cui dati forniti dal comando provinciale parlano di 3 denunce al giorno da codice rosso, di cui l'invito alle donne a non sottovalutare nessun segnale. La strada migliore è sempre quella di rivolgersi alle forze dell'ordine. Noi siamo proprio preparati per questo. Se vedete che avete modificato le vostre abitudini giornaliere, se qualcuno vi controlla, se vi supervisiona, anche questo è un tipo di violenza, e non sottovalutate nessun atteggiamento molesto, perché potrebbe risultare poi in una escalation di violenze che è imprevedibile. L'invito è sempre lo stesso: denunciate. E la notizia del tentato femminicidio ha profondamente scosso l'intera comunità di Mussolente. Incontreremo presto madre e figlia per aiutarle, ci ha detto il sindaco Elena Bontorin. A queste donne dico che non sono sole, ma che c'è una comunità che sa e che vuole prendersi cura di loro, ma mi viene anche da dire che davvero dobbiamo essere una comunità attenta, dei vicini di casa forse più attenti e che ogni tanto alzano il telefono oppure ti suonano il campanello e ti chiedono se va tutto bene. Non siete sole, è il messaggio che il sindaco di Mussolente, Elena Bontorin, vuole far arrivare alla donna vittima del tentato omicidio e alla figlia quindicenne. Un fatto che ha sconvolto la comunità di Mussolente. Nessuna segnalazione era arrivata agli assistenti sociali del comune, nessuna denuncia. Abbiamo anche in questi giorni cercato di ricostruire un pregresso, ma non ci sono ad oggi segnalazioni da parte di questa famiglia o da parte dei vicini che potessero pensare ad un'attenzione in più da parte nostra, da parte dei servizi sociali, da parte del sportello Spazio Donna nei confronti di questa famiglia. Ora madre e figlia dovranno essere aiutate ad affrontare questo momento drammatico, un trauma che dovrà essere elaborato e superato per poter guardare nuovamente con fiducia al futuro. In questo momento la signora, avendo fatto l'accesso al pronto soccorso, per lei e per la figlia è attivo il protocollo per appunto questi casi di violenza sulle donne, e quello che faremo io e il mio ufficio dei servizi sociali è quello di cercare di incontrarle quanto prima, proprio per capire se c'è la necessità di un aiuto ulteriore. Quello che a me preoccupa è che non c'è solo una donna, ma anche una figlia che ha vissuto questa violenza, che è intervenuta per proprio sanare questa situazione, e quindi quello che a me preoccupa è anche il trauma che questa ragazza adolescente sta vivendo.
Ed il tema della violenza di genere attuale più che mai è stato al centro del progetto di ESU e Centro Veneto Progetti Donna, che vuole sensibilizzare dipendenti universitari e studenti. Ci racconta tutto Francesco Ratai. Siamo nella sede di via San Francesco dell'ESU perché oggi è stato presentato un progetto dell'Ente per il diritto allo studio insieme al centro antiviolenza. Il tema è quello della violenza di genere, un tema che è drammaticamente attuale nelle nostre città, lo sappiamo tutti, quindi una serie di iniziative per cercare di sensibilizzare gli studenti, ma non solo, perché anche i dipendenti dell'ente verranno formati, ci saranno dei corsi. Ecco, ce ne parla Giuseppe Maschera, che dell'ESU è presidente. Sì, salve. Il progetto in questione si chiama It's on ESU, la violenza non ha residenza. È un progetto che ESU ha voluto e che è stato sviluppato con la collaborazione del Centro Antiviolenza sulle Donne. È un progetto che si svilupperà in 4 fasi, dove appunto verranno formati dapprima tutti i dipendenti di ESU, poi una fase specifica di formazione e informazione riguardante gli operatori delle residenze. Verrà una terza fase, si susseguirà di comunicazione agli studenti e a chi vive gli spazi universitari, e alla fine verranno redatte delle linee guida che l'ESU si impegnerà a seguire per contrastare appunto la violenza di genere. Ecco, con noi c'è anche Mariangela Zanni, che è presidente del centro antiviolenza. Come aiuterete l'ESU? In che maniera supporterete questa formazione? Sì, ci occuperemo delle formazioni ai dipendenti e alle dipendenti, portando le competenze e le conoscenze che il centro antiviolenza offre alla città. È un progetto importante perché permette di fare un passo verso quel cambiamento culturale che tanto auspichiamo e che è la base poi per prevenire e contrastare la violenza maschile sulle donne. Ecco, dal vostro osservatorio, questo tipo di violenza, sono successe molte cose, soprattutto nell'ultimo anno ci sono state dei femminicidi che hanno scosso letteralmente l'opinione pubblica. Il riferimento è inevitabilmente a quello di Giulia Cecchettin. Basti pensare che dopo il ritrovamento del corpo di Giulia, a Padova ci fu una manifestazione spontanea con 15.000 persone. Come sta? C'è una maggiore sensibilità nell'ultimo periodo? C'è una maggiore sensibilità, ma c'è anche una maggiore consapevolezza da parte delle donne e soprattutto anche delle ragazze giovani di chiedere aiuto. Noi abbiamo avuto un incremento costante delle richieste di aiuto molto diverso dagli anni precedenti, direi quasi un aumento esponenziale, soprattutto anche di ragazze giovani, ed è per questo che il progetto con ESU è ancora più importante, perché se prendiamo per tempo, se prendiamo prima la violenza, riusciamo anche ad evitare che poi le situazioni vadano a peggiorare o diventare appunto costanti e che siano presenti nella vita delle donne. Quindi sicuramente lavorare con le studentesse e con gli studenti è fondamentale per prevenire la violenza. Ed il femminicidio ora di Liliana Coita, uccisa un anno fa soffocata con un cuscino nella sua casa di Tombolo, condanna a 19 anni in primo grado per il suo ex fidanzato. L'aveva soffocata con un cuscino dopo un violentissimo raptus di gelosia scoppiato in questo appartamento di via Vittorio Veneto a Tombolo, dove la donna viveva da pochi mesi con altre persone, tra cui l'ex. Era il 21 settembre 2023 quando la vita di Liliana Coita, 55 anni, è finita. La donna era stata trovata nell'appartamento dopo che Youssef Moulay Mahid, 49enne di origine marocchina, aveva confessato tutto ai carabinieri della stazione di Tombolo, dove era arrivato
privato dopo aver vagato in bici per ore. A poco più di un anno di distanza arriva la sentenza. Il PM aveva chiesto per il 49enne di origine marocchina una condanna a 24 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario. La Corte d'Assise del Tribunale di Padova le ridotti a 19. La gelosia il movente dell'insano gesto, perché Liliana Coita, dopo aver avuto una relazione con lui, aveva iniziato a frequentare un altro. Ed ora il caso del bomber del calcio Padova Liguori, condannato in primo grado con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 14enne. Sentiamo il commento del teologo Don Giovanni Brusegan. Direi lo farebbe giocare. No. Purtroppo, perché io tengo per il Padova e mi fa piacere che vinca, però ci sono dei valori e dei momenti nella storia personale e sociale in cui bisogna fare delle scelte che ti fanno sanguinare, in questo caso non è così, comunque fanno patire, ma non devono fermarsi al coro di tifoserie o a valutazioni di tipo moralistico, ma constatazioni di una società che sta degradandosi, che ha dei simboli importanti che devono essere positivi e non controproducenti. Scuote le coscienze il caso di Michael Liguori, il bomber del calcio Padova, condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi per violenza sessuale su una 14enne. Don Giovanni Brusegan, tifoso biancoscudato, è chiaro: i calciatori, come i preti, incarnano dei valori e per questo hanno una responsabilità sociale. Credo che i calciatori, come i cantanti, come altre persone, anche noi preti, che rivestono dei ruoli e sono simboli per una società relativamente in disgregazione, sono dei simboli che devono assumersi la responsabilità di realizzare il significato che rappresentano, che realizzano. Una responsabilità sociale che ricade anche sulla società calcistica. Io ritengo che qui sia il giocatore come persona un discorso, quello che ha fatto in sé, che è più che negativo, è, come dire, simbolico di un erotismo, di una violenza, di un'arroganza che sta continuando ad emergere nella nostra società, che si presenta ancora maschilista e forse neopatriarcale. La squadra probabilmente ha pensato di avere uno sguardo di benevolenza rispetto al ragazzo, di interesse rispetto al profitto calcistico, ma credo che bisogna prendere delle posizioni radicali. Di per sé il fatto è condannabile, è gravemente stigmatizzante e quindi anche chi lo ha compiuto dovrà sottomettersi non solo al giudizio della giustizia sociale, ma anche quella dell'antropologia simbolica che rappresenta. Ed intanto le associazioni di donne si scagliano contro l'atteggiamento della società del calcio Padova. Un episodio molto spiacevole, queste parole utilizzate dal mister del calcio Padova Matteo Andreoletti in riferimento alla vicenda di Michael Liguori, condannato in primo grado per violenza sessuale, hanno indignato la presidente nazionale di Dire Donne in Rete contro la violenza, Antonella Veltri, che in una nota pubblicata ha condannato la scelta della società biancoscudata di far giocare l'attaccante giudicato colpevole in primo grado dal Tribunale di Teramo per uno stupro nei confronti di una 14enne avvenuto nel 2018. Riteniamo inaccettabili le parole di Andreoletti, allenatore del Padova, in riferimento alla vicenda Liguori, ha dichiarato la Rete Dire. L'allenatore si è spinto ad auspicare che il calciatore torni a segnare qualche gol per ritrovare la propria serenità, continua Veltri. Siamo allibite, non solo per la banalizzazione di un crimine gravissimo, quale quello dello stupro, che per l'allenatore del Padova viene ridotto ad una sorta di semplice spiacevolezza, ma anche perché è evidente che in una sorta di ribaltamento di responsabilità, per l'allenatore non è alla vittima di violenza che va rivolta la solidarietà, ma all'uomo che è stato condannato, come se nel processo fosse lui la parte offesa, ferita e danneggiata. La scelta di far giocare Liguori all'indomani della sentenza di primo grado che lo condanna è stata letta come una mancanza di rispetto nei confronti delle ragazze che hanno denunciato la violenza.
Lo sport è uno straordinario strumento per l'educazione e la socialità dei ragazzi e delle ragazze. Il calcio è seguitissimo e proprio per la sua indubbia notorietà ha una responsabilità in più. La società Calcio Padova non può e non deve ignorare la vicenda semplicemente archiviandola. Questo invece il commento delle donne democratiche di Padova. Ed ora apriamo un'ampia pagina dedicata alla criminalità e ai furti in particolare. L'ultimo caso è di queste ore a Quarto d'Altino, nel veneziano ci aggiorna con tutti i dettagli Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio, come hai detto tu, a Quarto d'Altino, ci troviamo nella piazza principale, quella dove è situato il municipio, perché dalla scorsa estate avvengono dei furti alquanto singolari, furti che prendono di mira alcuni negozi proprio di questa zona, quindi non di altre zone ma nello specifico di questa zona, e che non si capisce da chi siano messi a segno. Provo a entrare un po' più nel dettaglio. Queste persone, questa o queste persone agiscono quando i negozi o i locali sono chiusi, quindi di notte o addirittura, ci ha raccontato qualcuno, nel giorno di chiusura. Quindi non entrano all'interno degli esercizi ma portano via quello che c'è fuori. Se si tratta di un bar, prendono sgabelli oppure sedie, in alcuni casi anche qualche piccolo tavolino. Nel caso ad esempio invece di una fioreria hanno fatto razzia di piante e dei tronchi d'albero che venivano messi fuori in esposizione anche per abbellire il negozio e lasciati lì, ebbene sparivano dall'oggi al domani. L'ultimo furto tra l'altro è stato messo a segno proprio un paio di giorni fa. Così anche in altri negozi venivano estirpate le piante che erano state piantate fuori e qualche altra oggettistica. Non si tratta in realtà di furti consistenti dal punto di vista del bottino, però è pur vero che questi negozianti sono costretti a non poter lasciare fuori nulla quando non c'è nessuno all'interno del loro esercizio, perché vengono rubati. Dicevo, sono iniziati dalla scorsa estate, ci hanno raccontato che c'è stata poi un'interruzione, adesso invece sono ripresi. Nel gruppo Facebook 6 di Quarto Se questa cosa è stata segnalata ed è stata denunciata proprio dai cittadini stessi, che sostengono che hanno anche postato un fermo immagine di una persona, sembrerebbe una donna, che armeggiava e che era quasi entrata in azione, però ci hanno raccontato che è impossibile che questa donna possa aver agito da sola, questa persona, perché ancora non si capisce se effettivamente possa essere un uomo o una donna. Dicevo, è impossibile che possa agire da sola perché il peso di determinati oggetti che vengono rubati e portati via non sarebbe sostenibile, quindi sono certi che si tratti di più persone. Noi abbiamo sentito anche il sindaco di Quarto d'Altino, Claudio Grosso, in merito a questo, che non è voluto proprio entrare nello specifico perché anche lui sta ancora cercando di capire che cosa stia succedendo. Ci ha detto che ci sono le telecamere di videosorveglianza, ahimè non sono proprio nella zona di alcuni negozi che vengono colpiti, ma in altre, però ora si attiveranno per cercare di capire, di risolvere questo enigma e soprattutto chi siano i responsabili o la responsabile di questi furti che ormai vanno avanti da troppo tempo, costringendo i commercianti a non poter lasciare fuori dai loro negozi nulla e quindi anche a non poter decorare, ad esempio come in questo caso si pensava di fare delle decorazioni autunnali, non è possibile farlo e quindi nemmeno abbellire i propri negozi e di conseguenza anche il paese, per paura che venga tutto rubato di notte. Quindi si sta cercando di risolvere questo che si può definire quasi un giallo. Ovviamente sulla questione stanno lavorando anche le forze dell'ordine, capiremo anche nel corso dei prossimi giorni come si risolverà questa questione e soprattutto se troveranno questi responsabili, che appunto non si sa se siano del paese oppure se vengano da fuori. Se non hai domande, Marta, io qui da Quarto d'Altino restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori per questo collegamento con la parte tecnica curata da Sandro Ponchio. Noi continuiamo a parlare di furti, ci spostiamo in provincia di Treviso perché negli ultimi giorni è stata presa di mira la città di Mogliano Veneto.
Ombre sospette nel buio, sconosciuti che tentano di entrare nelle abitazioni, ladri col passamontagna che si aggirano nei giardini delle case. Nella Marca sono episodi che si ripetono, gli ultimi in ordine di tempo a Mogliano Veneto, con alcuni tentativi di furto sventati ad esempio dall'abbaiare dei cani o con le auto parcheggiate in giardino svaligiate dai ladri. Mogliano era appena stata martoriata già da 4-5 furti un paio di giorni fa e ci troviamo questa notte a 4-5 tentativi di furti con tanto di foto di questi malintenzionati nei giardini, e quindi è normale che la gente dice: se ho fatto un'estate difficile, adesso il preambolo è questo, fra poco mi cambia l'ora, è complesso da gestire anche mentalmente per le persone che sono a casa. L'invito per chi subisce queste odiose esperienze è di presentare denuncia alle forze dell'ordine, che così possono organizzare meglio il controllo del territorio. Con il cambio dell'ora in arrivo e il buio già da metà pomeriggio occorre più attenzione. E le tenebre quando arrivano poi aiutano i delinquenti a un po' confondersi nel buio, quindi comincia il famoso orario in cui si sposta e i furti arrivano dalle 6 in poi, quindi più segnalazione tra di noi, tra vicini, andare a tenere accesa la luce, come si dice, non lasciate mai aperta neanche in alta ribalta una finestra anche per 5 minuti, perché lo sanno, vedono e da lì ne approfittano. Alla luce dei fatti di cronaca assume ancor più risalto l'iniziativa dell'associazione Furti in Corso, che domenica mattina in piazza Aldo Moro a Treviso organizza un incontro tra cittadini, associazioni e sindaci per chiedere più controlli. Faremo una giornata, qualche ora lì la mattina dalle 10 in piazzetta Aldo Moro a Treviso Centro, dove ci incontreremo cittadini e istituzioni per fare il punto della situazione e chiedere anche alla prefettura già subito un aumento delle forze dell'ordine. E da Treviso a Vicenza, con i ladri in azione in un negozio di barbiere, hanno sfondato il muro con l'estintore, sono scappati con contanti e prodotti per capelli. Hanno usato un estintore per sfondare la parete ed entrare nella barberia in strada Padana verso Verona in piena notte tra lunedì e martedì, per poi arraffare dalla cassa quello che hanno trovato, oltre un tablet, attrezzature da lavoro e prodotti vari per la cura dei capelli. A raccontare l'episodio su cui indagano i carabinieri il titolare della barberia. Hanno aperto una finestra che c'è in alto qui nel negozio a fianco e hanno poi preso un estintore che si trovava appunto sempre nel negozio qui a fianco e hanno demolito questa parete qua, rompendo tutta quanta il muro in cartongesso e anche la boiserie che c'era di fronte. E niente, dopodiché sono entrati in barberia, l'allarme è partito e loro sono passati dall'altra parte, sono partiti i sensori dell'allarme, hanno comunque scassinato anche la parte dell'allarme, quindi si è rotto anche quello. Sono andati poi in cassa e velocemente hanno aperto la cassa che era chiusa a chiave e hanno portato via l'incasso, un tablet, delle macchinette, degli attrezzi di lavoro e anche dei prodotti che avevamo che c'erano arrivati da poco ed erano ancora chiusi negli scatoloni. Tra bottino e danni, il buco da cui si sono fatti largo è stato momentaneamente chiuso con una tavola di legno, il tutto ammonterebbe a poco meno di 20.000 euro. In tutto, tra i soldi, le attrezzature e anche appunto i danni che sono stati fatti, si presume dai 15 ai 17.000 euro di danni. E ladri e truffatori scatenati anche a Pove del Grappa. Il sindaco lancia un appello alla popolazione. Tornano in azione le bande specializzate nel truffare e derubare gli anziani e a Pove sono subito dolori. Per 2 volte i malfattori hanno colpito in paese. Nell'ultima razzia, avvenuta in centro poche ore fa, i ladri hanno portato via decine di migliaia di euro a una famiglia di anziani con il trucco del parente in difficoltà. In questo caso la figlia in difficoltà, quindi un incidente grave piuttosto che un'operazione urgente da fare, e con la figlia che sembrava almeno fosse la figlia direttamente al telefono, quindi l'anziano ci è cascato completamente e ha dato a 2 che hanno suonato il campanello, quindi sconosciuti, ha dato tutto quello che aveva in casa appunto per cercare di ovviare all'emergenza di questa figlia. Il sindaco di Pove del Grappa ha emesso un comunicato per avvertire della presenza di malviventi sul territorio, consigliando alla popolazione quali comportamenti tenere. Primo, di non aprire a nessuno. Secondo, di chiamare proprio nell'immediatezza un parente più vicino possibile, anche la stessa figlia o figlio coinvolto, perché comunque è facile anche poi capire che questa è una truffa. Però è chiaro che devono prendere tempo, quei 5 minuti che bastano alla chiamata, e chiaramente i malfattori se ne vanno quando capiscono che non funziona come vorrebbero.
Ecco i numeri da chiamare in caso di visite o telefonate sospette. I numeri sono quelli delle forze dell'ordine, quindi o la stazione dei carabinieri più vicina, Povo del Grappa a Solagna, ma solitamente 112 e 113. E sulla sicurezza, in particolare a Bassano del Grappa, abbiamo sentito cosa ne pensano i cittadini. Sentiamo. Qual è la percezione della sicurezza a Bassano? Una domanda che divide l'opinione pubblica tra chi si sente al sicuro e chi invece ci racconta di avere paura ad uscire, soprattutto la sera, in certe zone, e chiede più controlli. Penso che un po' di sicurezza in più non guasta. Magari più forze dell'ordine, più vigili, più controlli? Sì. Vigili, carabinieri, sì. Come città siamo tranquilli, la polizia serve in ogni caso, però diciamo io non ho nessun problema di venire fuori alla sera proprio. Poi ho paura, spererei in più polizia, forse più controlli. Io vigili, cosa non ne vedo più, qualche volta in qualche auto, ma a gran velocità, e quindi sì, controllo sicuramente manca, oltre al fatto che Bassano con la chiusura del tribunale, del teatro, ha avuto un crollo in tutti i sensi, insomma. No, io mi sento tranquillo, non è che sia sempre in giro per Bassano, però mi sembra che non ci sono problemi, insomma, ecco. Da quel che si sente in TV e tutto quanto, quindi ci vorrebbe più controlli, quello è sicuro. E da Bassano torniamo a Vicenza per continuare a parlare di sicurezza. Abbiamo chiesto al sindaco cosa intenda fare sulla questione. Sicurezza da priorità e sempre più un'emergenza. A Vicenza serve un piano, un progetto, una visione chiara, nitida di quello che bisogna fare per ottenere risultati efficaci. Il sindaco Giacomo Possamai un'idea che gli ronza in testa ce l'ha già e si chiama Control Room. Il modello è Venezia. L'ipotesi è quella di creare una sala di controllo dove gli agenti monitorano contemporaneamente più schermi che trasmettono in tempo reale le immagini della città. L'obiettivo è quello di emulare quanto ha fatto Venezia. Venezia è riuscita a creare una control room dove ha collocato tutti i video dai quali è possibile consultare le telecamere, non soltanto della videosorveglianza ma anche quelle per esempio dei parcheggi, quelle legate ad altri enti come il gestore dell'acqua, perché tutte queste realtà hanno videocamere che presidiano la città e che ognuno ha il suo settore, e invece l'obiettivo sarebbe quello di metterle in rete per fare in modo di avere un maggior controllo del territorio, perché le telecamere sono un grande deterrente e soprattutto aiutano dopo i reati a rintracciare i responsabili. Il progetto Control Room però non sarebbe immediato. L'iter per creare una sala di controllo è complesso e la sede ideale è stata individuata nel nuovo comando della polizia locale che potrebbe sorgere nel Quadrilatero, la zona a ridosso di Campomazzo e della stazione ferroviaria. Nel documento del sindaco l'indicazione è quella che il nuovo comando sorga nell'area del Quadrilatero. Stiamo individuando qual è la soluzione migliore, non è ancora stata individuata anche perché vanno reperite chiaramente le risorse. È chiaro che portare il nuovo comando di polizia locale lì nel Quadrilatero, vicino alla stazione dei treni, in una delle zone che storicamente è più in sofferenza dal punto di vista del degrado e della sicurezza, darebbe un grande messaggio e soprattutto sarebbe anche un modo per rendere quella zona più sicura e più controllata. Ma fino a qui siamo ancora nel campo delle ipotesi. Quello che serve oggi è una risposta immediata, e siccome la Control Room punta a razionalizzare la visione delle telecamere, la priorità è proprio quella di potenziare sin da subito la rete degli occhi elettronici in città. Serve una grande attenzione, in questo senso le telecamere sono importanti, ci sono finanziamenti sia per l'anno prossimo che per l'anno successivo abbastanza importanti da parte del Ministero. Monteberico è sicuramente tra le zone da attenzionare, su cui chiederemo alla Prefettura e alle altre forze dell'ordine una possibilità di installare telecamere. E sull'allarme criminalità interviene anche l'ex sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. I furti stanno dilagando in tutta la città.
Allarme furti a Vicenza. È l'ex sindaco di centrodestra, Francesco Rucco, a suonare la carica politica sul fronte della lotta alla criminalità e torna a chiedere con forza che vengano potenziati i controlli di vicinato, un progetto in cui aveva creduto quando era sindaco. C'è necessità di un controllo del territorio capillare, c'è la necessità di potenziare i comitati appunto di controllo del territorio fatti dai cittadini, un controllo di vicinato che è stato istituito nello scorso mandato e che dovrà ora radicarsi in tutte le zone della città. Anche Francesco Rucco promuove l'idea della control room, ma sottolinea che non basta. La control room sicuramente è una soluzione importante, perché abbiamo già visto all'interno della campagna elettorale scorsa a Venezia come è stata realizzata dal sindaco Brugnaro. Era un modello anche per la nostra amministrazione da realizzarsi in questi anni. È importante che venga fatta a potenziamento della sala di regia e di controllo della Questura di Vicenza e di tutte poi le forze dell'ordine che sono state messe in rete negli anni scorsi. È importante per un controllo del territorio, però è altrettanto importante poi che le forze di polizia, anche locali della nostra città, agiscano sul territorio in maniera efficace. Infine, l'ex sindaco torna su un suo vecchio cavallo di battaglia, il turno prolungato per la polizia locale perché sia operativa anche di notte. Possamai non ha più parlato di terzo turno allungato, nonostante la promessa di discuterne nella primavera scorsa. Il silenzio è passato sotto traccia. È necessario evidenziare come questo sindaco non stia lavorando per la sicurezza in città, nonostante sia titolare della delega alla sicurezza. A questo punto riteniamo necessario che individui una persona all'interno dell'amministrazione che a fianco del comandante si occupi H24 naturalmente della sicurezza della nostra città. Ordina la regia, ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ci rivediamo tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con Focus TG, continuiamo con la cronaca perché quella di ieri è stata una mattina davvero di terrore tra Ponte di Piave e Olmi di San Biagio. Un ventenne di origini africane ha prima rubato un'auto, poi si è lanciato a folle velocità verso Treviso schiantandosi alla rotatoria di Olmi. Solo per un caso e per la prontezza dei conducenti e delle forze dell'ordine è stata evitata una tragedia come accaduto a Fonte, lo ricorderete, il 1° ottobre di 2 anni fa. Ha abbandonato in queste condizioni il pick-up della folle corsa lungo la Callalta, iniziata verso le 6:30 a Ponte di Piave e terminata col suo arresto in tarda mattinata in stazione a Treviso. Protagonista un ventenne marocchino residente a Ponte di Piave che questa mattina ha rubato il mezzo parcheggiato davanti ad un bar lungo la strada per Noventa, lanciandosi poi a forte velocità verso Treviso. Una folle corsa lungo la Callalta, scansato dalle auto che procedevano in senso contrario e inseguito dai carabinieri che l'avevano intercettato quasi subito all'altezza di San Biagio, ma anche costellata da urti contro auto che procedevano nell'altra corsia, colpite nei sorpassi effettuati nella guida spericolata ad alta velocità. Ma una volta giunto alla rotatoria di Olmi ha prima saltato un cordolo per poi distruggere definitivamente il veicolo contro questo scalino di cemento. A quel punto il ventenne ha proseguito la fuga a piedi, dileguandosi nel traffico, costantemente seguito a distanza dai carabinieri con l'intento di evitare possibili gesti inconsulti, mentre altri rinforzi dell'Arma giunti sul posto prestavano soccorso agli automobilisti feriti negli impatti e evitavano che avvenissero altri incidenti nel caos del traffico bloccato. L'uomo costantemente a piedi ha poi raggiunto la stazione di Treviso, dove probabilmente contava di sparire definitivamente rubando un'altra auto, ma non appena ha cercato di forzare una portiera è stato prontamente bloccato dagli agenti della Polfer, allertati della sua presenza dai carabinieri, che poi hanno proceduto all'arresto. Il giovane marocchino è stato denunciato per furto aggravato, danneggiamento, omissione di soccorso e guida senza patente. Apprensione per quanto accaduto, ma anche sollievo per l'arresto e per le lievi conseguenze ai cittadini coinvolti è stato espresso in un comunicato dal sindaco di Ponte di Piave Paola Roma, per la quale ora si augura che la giustizia sia implacabile e che questo criminale rimanga in cella a lungo. Spray spruzzato in Corriere, i carabinieri hanno stretto il cerchio attorno ad un 14enne che è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.
Sono episodi di intemperanza giovanile che sono ormai ben noti e stamattina proprio abbiamo rafforzato i servizi, i controlli sulle autocorriere nella linea lì a Castelfranco per cercare di contenere il fenomeno. Ha un nome e un volto, ma soprattutto un'età che sorprende. 14 anni appena, il ragazzino che sabato all'ora di punta ha spruzzato dello spray al peperoncino a bordo di una corriera Mom che si trovava al parcheggio della stazione di Castelfranco. Un gesto privo di movente, una bravata messa a segno per poi darsi alla fuga, ma che ha lasciato i passeggeri nel panico. A risalire la sua identità le forze dell'ordine, che hanno acquisito le immagini delle telecamere messe a disposizione da Mom. C'è già un accordo tra noi e la Mom, quindi già forniamo un'attività di controllo pressoché ordinaria e in questo caso ha funzionato. Il 14enne immigrato di seconda generazione sarebbe stato diretto in un comune dell'Alta Padovana dove vive con la famiglia. È comunque imputabile, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. Protagonista di un altro fatto di cronaca, il 17enne di Dosson di Casier, cui i militari della compagnia di Dosson hanno trovato in camera almeno 80 grammi di hashish. La droga era nascosta in un puff, l'obiettivo venderla ai coetanei. È stato arrestato per spaccio. Il giudice minorile ha stabilito per il ragazzo la misura di permanenza nell'abitazione dei genitori con il permesso di frequentare la scuola. Era affidato invece ai servizi sociali un altro ragazzo, 17enne anche lui all'epoca dei fatti, oggi 23enne. Diversi gli episodi riconducibili a lui e per i quali aveva patteggiato una pena di quasi 4 anni, rapine, lesioni ed alcune estorsioni. Era a capo di una baby gang che aveva seminato il panico a Vittorio Veneto tra i giovanissimi nella zona del Quadrilatero. E proprio mentre stava scontando la messa in prova è stato fermato dai carabinieri per un controllo. Per non far trovare la droga che aveva in tasca ha cercato di scappare colpendo al petto uno dei militari. Arrestato nuovamente, ha patteggiato questa mattina in tribunale a Treviso altri 5 mesi e 10 giorni. L'accusa questa volta è di resistenza pubblico ufficiale. Caduti alcuni calcinacci in un reparto dell'ospedale di Cittadella, nell'Alta Padovana. Vediamo. Sono in corso verifiche all'ospedale di Cittadella dopo la caduta di calcinacci dal soffitto del reparto di Medicina 2 ieri pomeriggio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sono in corso gli accertamenti per capire le cause che potrebbero essere legate ad infiltrazioni dovute alle piogge battenti di questi giorni. Il distacco avrebbe interessato le zone del corridoio, la guardiola e la sala d'attesa. Né operatori né pazienti sono rimasti coinvolti. Sul posto sono intervenuti i tecnici della squadra di sicurezza dell'US 6 che hanno notato alcune infiltrazioni nelle pareti interne del reparto. Ed ancora dal Padovano, operazione antidroga a Mestrino, arrestato un 27enne marocchino che aveva in casa 8 etti di cocaina. Scoperto a spacciare una dose di sostanza stupefacente a Mestrino. Dopo un inseguimento rocambolesco e un incidente, un 27enne marocchino è stato arrestato. In casa sua i militari hanno sequestrato un ingente quantitativo di cocaina. Il giovane straniero, già conosciuto alle forze dell'ordine, infatti aveva tentato di fuggire a bordo di un'auto in direzione Padova, ma Rubano si è schiantato contro un palo della luce. I carabinieri, una volta bloccato, hanno deciso di perquisire la sua auto, trovando una ventina di dosi di cocaina e 250 euro in contanti. Nella sua abitazione invece erano nascosti quasi 8 etti di droga e più di 36.000 euro, 4 bilancini e il materiale per confezionare lo stupefacente. Il 27enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Ed è stato rintracciato e denunciato il pluripregiudicato che nel dicembre del 2022 a Treviso aveva sottratto bracciale e collana d'oro ad un anziano con la tecnica dell'abbraccio. Finora è risultato irreperibile sul territorio nazionale. Si era spacciato per infermiere avvicinando per strada un 75enne che stava portando a passeggio i cani. Con la tecnica dell'abbraccio lo aveva cinto, riuscendo a sottrargli un bracciale e una collana d'oro del valore di diverse centinaia di euro. L'episodio era però avvenuto sotto gli occhi di un poliziotto della questura di Treviso che alle grida di aiuto del pensionato era intervenuto vedendo in volto l'individuo e memorizzando il numero di targa dell'auto con cui il malvivente era fuggito.
Ora, a distanza di quasi 2 anni da quei fatti, era il 7 dicembre 2022, la squadra mobile ha rintracciato e denunciato l'uomo, un pluripregiudicato di 56 anni. All'identità del soggetto, la polizia, che aveva subito avviato le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, era arrivata di lì a pochi giorni, ma il ladro risultava però irreperibile sul territorio nazionale. Rintracciato finalmente nelle ultime ore, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Ed ora ci ha chiesto la linea la nostra Edi Caliman, sta girando nell'Alta Marca proprio per fare il punto sul maltempo con Nicoletta Rizzetto. Si trova ora a Castello di Godego, dove sentivamo nel collegamento precedente c'è qualche preoccupazione per il Brenton. A te Edi, buongiorno di nuovo. Marta, buongiorno di nuovo a te e ai tuoi telespettatori. Siamo a Castello di Godego, come dice il cartello stradale, nella zona in via Pagnana dove il torrente Brenton è solito esondare e anche oggi non è mancato. Siamo in compagnia del vice sindaco Enrico Barichello che ci spiega l'intervento di questa mattina. Vediamo un argine provvisorio per contenere questa esondazione. Cosa succede e come mai questo territorio va sempre sott'acqua? Qual è il problema? Il problema è sempre lo stesso, ci sono dei punti che sono particolarmente sensibili come questo, ma siamo intervenuti subito questa mattina, ho convocato subito, a parte che noi abbiamo anche il COC aperto, per cui siamo andati anche bene da questo punto di vista, perché è bastato soltanto un piccolo allarme, ho dato il via appunto alla realizzazione di un intervento intanto così di mitigazione, insomma, e che ha risolto il problema in questo momento, perché non c'è più l'esondazione, la fuoriuscita di acqua verso una zona che era particolarmente sensibile ad allagamenti e quindi ad inondazione di qualche abitazione. Ecco, in questo momento abbiamo tamponato, ma questo è una cosa così palliativa, voglio dire, ha risolto il problema, ma in questo momento dobbiamo risolvere più a fondo, grazie anche, e torno a dire sempre la stessa cosa, a un coinvolgimento di tutti gli enti, di tutti i consorzi, eccetera, di trovarsi in un tavolo e dire che cosa dobbiamo fare noi, che cosa devono fare loro. O ci si trova perché ci sono degli interventi da fare, ci sono delle rimozioni, c'è bisogno davvero di un coinvolgimento totale degli stati generali in questo senso per discutere di questo problema, perché oggi è così, domani sarà così, dopodomani sarà così. O ci troviamo e risolviamo i problemi insieme, ma credo che spero che questo mio annuncio venga ascoltato, recepito. C'è della stanchezza, vice sindaco, questa è acqua, ci diceva, che arriva dalla Pedemontana, dove ha piovuto in modo molto più consistente, acqua che poi è arrivata non solo, come vedevamo, a Castelfranco nell'Avenale, ma ovviamente anche al Sile, al Piave, che in questo momento, appunto, Marta, ci dicevano le sindache dei due comuni, non destano preoccupazioni. Ovviamente l'altezza di questi fiumi si è ovviamente alzata, come poi possiamo vedere le conseguenze nei piccoli torrenti. Vice sindaco, dicevamo, c'è della stanchezza data dalle continue emergenze e allerte. Lei diceva il COC è aperto da ben 15 giorni e oggi c'era allerta, ieri c'era allerta e domani si attendono altre piogge. E domani siamo qui, cioè voglio dire, siamo qui a monitorare il paese, le situazioni più fragili assolutamente, e poi a sostenere anche i cittadini. È vero, i cittadini sono arrabbiati, ma hanno ragione ad essere arrabbiati. Siamo arrabbiati anche noi perché vediamo che parliamo e non ci troviamo mai. Allora, o veramente facciamo un piano importante del territorio. È inutile, in questo caso si può parlare della pulizia di fossati? No, non c'entra niente, perché qui è qualcosa di diverso. Stiamo parlando di una piena. Noi abbiamo una realtà che non è solo qui, è in un'altra via importante come via Crocetta, via Madonna, anche lì c'è bisogno di un intervento. Ma allora ci si deve sedere su un tavolo e pensare a delle soluzioni, perché sarà, come ho detto, oggi e sarà anche domani. Ci troviamo qui la stessa cosa. Perché dice lei il comune non ha forze sufficienti per far fronte a questo tipo di problematiche?
Ma no, noi abbiamo tutte le forze perché abbiamo messo in moto in 2 ore, abbiamo risolto un problema. Però ci sono problemi strutturali. No, ci sono problemi strutturali e vanno risolti insieme agli enti che sono proprietari, che sono responsabili di questi torrenti e dobbiamo risolverli insieme. Ecco, io non ho detto che non voglio dare colpe, ma ci dobbiamo sedere a un tavolo e dire benissimo, ma siccome dopo tanti anni lì c'è un problema, andiamo a risolverlo insieme. Noi siamo disponibili a fare la nostra parte, qualcuno ci deve autorizzare perché sono lavori che devono essere autorizzati e insieme si fanno le cose, ma dobbiamo riuscire c'è un tavolo e parlarci. Vice Sindaco, quali le soluzioni che lei propone? Poi Marta ti restituiamo la linea. Se ci sono delle soluzioni di scavare l'alveo dei torrenti, di sistemare il fondo, di riuscire a dare più vigore, più spinta all'acqua, alzare le protezioni, ci sono delle protezioni da continuare, c'è una revisione anche di quelli che sono i ponti, anche noi siamo attenti a questo, stiamo lavorando su questo, anche su eventuali demolizioni di alcuni che sono in modo particolare quelli più a rischio, quelli che ci bloccano l'acqua in questo senso, ecco. E dobbiamo insieme si fanno le cose, ecco. Quanti millimetri d'acqua in poche ore? Gli ultimi anni hanno dato prova di questo meteo che continua a dare questo tipo di problematiche, questo tipo di allerte, un clima che cambia. Vice Sindaco, l'ultima cosa che volevo chiederle è, insomma, lei ci diceva siamo abbastanza stanchi di questa situazione, non potete più vivere sempre in emergenza, in allerta, quindi anche per questo queste operazioni strutturali di ripristino e di messa in sicurezza, insomma, delle acque vanno fatti. Assolutamente sì, ma lo vediamo, cioè è inutile, parliamo qui ma vediamo cosa succede in giro in Italia, cioè è inutile, abbiamo una bella panoramica, sappiamo cosa sta succedendo, il nostro territorio sta diventando un territorio debole, ma è anche colpa nostra, allora dobbiamo riuscire a lavorare su questo, mettere tutte le sinergie, mettere anche economicità, mettere anche soldi, perché altrimenti non dobbiamo investire su questo, ecco, qui c'è da capovolgere completamente la tendenza e lavorare sul territorio, ma in tutti i sensi assolutamente, dal ripristino dei fossati, tutto quello che c'è da fare bisogna farlo, c'è bisogno anche di qualcosa che arrivi dall'alto, assolutamente. Una programmazione per dei cambiamenti strutturali alla messa in sicurezza del territorio, questo è quanto da Godega da Castello di Godego, con il Brenton che continua a scorrere veloce con la sua piena. Marta, se non hai domande io con Nicoletta Rizzetto ti restituirei la linea. Grazie Edi, buon lavoro in questa giornata, diciamo con il fiato sospeso, ve l'abbiamo raccontato in varie zone della nostra regione per l'ennesima ondata di maltempo che si sta abbattendo sul Veneto. Torniamo ora a parlare di sicurezza sul lavoro, si riaccende il dibattito appunto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche sull'età dei lavoratori ancora attivi dopo l'incidente mortale accaduto ieri a Marcon, costato la vita a Damiano Mazzon, 88 anni, travolto da un tornio nell'autofficina che gestiva. L'incidente è avvenuto presso l'officina situato sotto la casa dell'anziano in via Bellini. Mentre cercava di spostare un tornio, Mazzon è stato travolto dal pesante macchinario, riportando ferite gravissime che si sono rivelate fatali. L'88enne, che aveva da tempo lasciato la gestione dell'officina a un figlio, si trovava comunque spesso in azienda. Questa mattina io ero dentro in ufficio e ho sentito un tonfo, dopo stava spostandosi appunto questo macchinario e dopo non so sinceramente le dinamiche, io sono andato là, ho visto la scena e dopo non si poteva più fare niente. Perché lo voleva spostare? Da come ho capito era da buttare via perché non si usava più, si è buttato a ferro vecchio. Immediatamente sono scattati i soccorsi, i vigili del fuoco di Mestre sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area e liberare l'anziano dal macchinario. I sanitari del 118, accorsi subito sul posto, hanno prestato le prime cure, ma le condizioni dell'uomo sono apparse subito critiche. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarlo. L'incidente ha attivato anche i tecnici dello Spisal per i rilievi del caso e per
accertare la dinamica dell'incidente che ha scosso profondamente la comunità di Marcon. È una famiglia molto conosciuta in paese, tra l'altro come avete visto l'attività commerciale è proprio nel centro, nel cuore della frazione di Gaggio, una famiglia davvero unita e su cui tutta la popolazione di Marcon conosce e stima. La scarpa del nonno giace a terra lì dove Mazzon amava passare del tempo, accanto il nipote disperato consolato da amici e parenti. Non è la prima tragedia che colpisce la famiglia Mazzon. Nel 2008 la moglie di Damiano, Maria Ornella Guerra, perse la vita in un incidente stradale sulla bretella Miralanza. Ero col carro attrezzi qua dell'officina a Mira e praticamente ha fatto uno scontro frontale, è morta la moglie. E che però aveva superato grazie appunto all'appoggio dei figli che sono sempre presenti, è veramente una famiglia unita. L'anziano lascia 3 figli, Romina, Roberta e Riccardo. La crisi della Berco, convocato un consiglio comunale d'urgenza a Castelfranco per domani alle 9, confermati 480 licenziamenti a Copparo in Romagna, mentre sembrano salvi per ora i lavoratori di Castelfranco Veneto. L'azienda ha disdetto però il contratto integrativo, notizia che ha portato alla decisione di indire uno sciopero immediato. Informazioni arrivate a sindacati e lavoratori ieri mattina con gli operai usciti dallo stabilimento. Preoccupazione a tutti i livelli, compreso quello politico, tanto da convocare un consiglio comunale straordinario con un unico punto all'ordine del giorno, vista la delicata situazione dell'azienda. E ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Focus TG, eccoci nuovamente in diretta, siamo ora alla pagina politica con le opposizioni a livello nazionale dure contro la manovra del governo, i Dem solo proroghe e bonus, Anciveneto più cauta, serve capire quali tagli subiranno i comuni. Sentiamo. Tace chi parla già di bluff, le 30.000 assunzioni, il rinnovo dei contratti, la detassazione delle indennità di specificità, traguardi ambiziosi ma irraggiungibili senza un adeguato incremento di spesa, promesse mancate per il Partito Democratico del Veneto che si aggiungono al DDL liste d'attesa che giace privo di investimenti. Così il segretario Dem Veneto Andrea Martella, che ha annunciato per sabato l'assemblea congiunta del Partito Democratico sull'autonomia per le regioni Veneto, Piemonte e Lombardia e che oggi ha duramente criticato la manovra. Ci sono solo 900 milioni, cioè anche nella nostra regione arriverà pochissimo. Ho visto che c'è la protesta dei medici, delle associazioni che dicono di fatto che ormai il Ministero della Sanità è un ministero senza portafoglio, ma deve essere chiaro che senza risorse e senza un investimento sulla sanità pubblica non si danno le cure ai cittadini. Solo proroghe e bonus per Martella, che ha ricordato lo sciopero nazionale delle prossime ore che coinvolgerà il mondo dell'automotive, delle scuole, dei trasporti. Noi abbiamo un trasporto pubblico locale con grandi problemi, sottofinanziato in Veneto, e questo determina delle risposte precarie ai pendolari, agli studenti. E così anche nella scuola. Più cauto Mario Conte, presidente Anciveneto. Ci aspettavamo sacrifici, dice, dobbiamo ancora capire l'impatto della manovra. Tendiamo di capire l'impatto sui nostri territori, cioè a quantificare questi tagli e anche a capire se da qualche altra parte riusciamo a recuperare, perché sembrerebbe che per esempio i costi di gestione dei minori stranieri non accompagnati tornassero in carico e in capo al governo e non più ai comuni, che questo ci consentirebbe di liberare delle risorse per il sociale. Siamo un po' preoccupati perché i comuni veneti, da sempre virtuosi, non possono permettersi alcun taglio, perché significa dover sacrificare i servizi. E torniamo a Bassano ora con la clamorosa presa di posizione dell'assessore alla sicurezza che rivela i vigili non prendono ordini da noi. Prendo atto del fatto che questa situazione della polizia locale pagata da Bassano all'interno dell'Unione Montana non permette all'assessore alla sicurezza del comune di Bassano di dare direttive che possano venire incontro puntualmente alle aspettative del cittadino. Parole clamorose sul rapporto fra l'amministrazione comunale e il comando di polizia locale, a maggior ragione se arrivano dall'assessore alla sicurezza.
il quale rincara la dose per rendere ancora più chiara la situazione e la posizione dell'amministrazione di Nicola Finco. In questa situazione non c'è nessuna possibilità di fare un programma, un progetto di sicurezza sul territorio di Bassano, soprattutto nelle periferie, che vada veramente incontro alle aspettative dei cittadini. Un esempio che emerge è il blitz antidroga della polizia locale sulle corriere dirette al centro studi. Blitz del quale l'assessore rivela di non aver saputo nulla fino a quando gli esiti non sono stati resi noti dal comando. Io non mi aspettavo un'iniziativa dentro il territorio comunale che fosse completamente avulsa dalle indicazioni del sindaco, tant'è vero che il sindaco non era minimamente informato. E sarebbero molti i cittadini che si lamentano in questo periodo di un pugno duro da parte dei vigili, con una pioggia di multe che al comune non piace. La polizia locale prende direttive probabilmente non da questo sindaco, probabilmente prende direttive da qualcun altro. Spero che questa situazione si risolva quanto prima per permettere a questa amministrazione di riprendere il filo del discorso col comando della polizia locale bassanese e possa dare vere risposte alla cittadinanza. Parole pesantissime che arrivano a margine della doppia commissione convocata proprio per fare luce sui conti relativi all'utilizzo della polizia locale all'interno dell'Unione Montana. Il municipio campagnolo c'era, ma è rimasto silenzioso, anzi attento e silenzioso. Ora però è arrivato il momento di rompere il silenzio. E non solo quello, probabilmente. E torniamo a parlare dell'ex Elba a Bassano. Dopo anni di attesa è stato intrapreso il cammino per la riqualificazione dell'area. Alle mie spalle l'area ex Elba, un punto nero per tanti anni di Bassano, un punto interrogativo, un'incompiuta che adesso sta per trasformarsi in punto esclamativo. Perché? Perché è stata avviata la procedura di riqualificazione dell'area, insomma qualcosa si muove. C'è un passaggio importante il prossimo Consiglio Comunale di novembre, non quello di ottobre, nel mese di novembre, che chiuderà l'iter comunale, e invece in questo momento la società proprietaria ha chiesto di poter intervenire perché ci sono delle parti ammalorate, soprattutto della copertura, che potrebbero crollare da un momento all'altro. Dunque, cosa succederà adesso? Il privato, dopo il via libera del Consiglio Comunale e una volta abbattuto quello che molti considerano un ecomostro alle porte di Bassano, realizzerà 2 strutture commerciali di 1.500 e 2.500 metri quadrati. Il progetto prevede il dimezzamento della capacità edificatoria del lotto a favore della creazione di un bosco urbano e di una pista ciclabile che collegherà la parte sud dell'area con Viale Palladio. Tutta la pavimentazione sarà di tipo permeabile, con un notevole miglioramento della situazione anche dal punto di vista idrogeologico. Finalmente insomma un fabbricato che ha fatto la storia ovviamente delle attività produttive bassanesi, con una superficie coperta di oltre 20.000 metri quadrati, troverà insomma nel prossimo futuro una nuova vita con una forte riduzione ovviamente delle volumetrie esistenti. E soluzioni del genere per strutture di questo tipo con questa grande dimensione è chiaro che trovano una compatibilità dal punto di vista territoriale e economico proprio in destinazioni commerciali che si prestano ovviamente a più facili rigenerazioni. E io chiamo Rete Veneta una segnalazione di sversamenti sospetti a Marchesane. E io chiamo Rete Veneta, lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni ci porta lungo il Silan in zona Marchesane, nel tratto a nord del ponte della SPV. Le immagini raccolte da alcuni nostri telespettatori riguardano dei versamenti sospetti nelle acque. Da un primo accertamento sembra che si tratti però di materiale organico, ovvero liquami, presumibilmente provenienti dalla zona di Strada Rivana e 25 aprile. Già allertati ARPAV, Polizia Locale, Consorzio di Bonifica Brenta, che nelle prossime ore svolgeranno gli accertamenti necessari. Inaugurata la nuova bretella di Campo San Piero che collega la regionale 308 alla provinciale 31, un'opera attesa da molto tempo dal territorio.
Sicuramente sono 550 metri che potrebbero sembrare ininfluenti, ma sono molto importanti per la viabilità del territorio. Poi io in questo intervento amo sottolineare l'importante sinergia e la collaborazione che c'è stato tra enti, perché se così non fosse stato oggi non saremmo qui ad inaugurare. C'è soddisfazione nell'Alta Padovana per la nuova bretella di collegamento del centro di biotrattamenti di Etra SPA con la strada provinciale 31 del Muson Vecchio e la strada regionale 308, la nuova strada del Santo, un'opera realizzata in 6 mesi ma attesa da molti anni, che permette di sgravare molto traffico dalle strade comunali di Campo San Piero. Oggi poter dirottare parte del traffico, soprattutto pesante, verso est, bypassando una zona più vicina al centro abitato che ricade su via Straelle e su un'altra via comunale che oggi è particolarmente appesantita appunto dall'uscita e ingresso sulla 308. L'opera, realizzata da Veneto Strade con un finanziamento regionale di 650.000 euro, si sviluppa su quella che era la strada che portava al centro di biotrattamento di Etra. Abbiamo uno degli impianti più grossi della nostra azienda proprio servito da questa strada, che ricordo inizialmente è una strada che era dedicata solamente al nostro impianto di biotrattamento. Adesso però assume una valenza, tanto è vero che diventerà provinciale, anche sul piano della viabilità, perché diventa un'uscita e un'entrata rispetto alla nuova 308 e quindi va a sollevare dal traffico una parte di via Strelle verso il centro di Campo San Piero. La competenza della strada ora passa alla provincia. La provincia di fatto diventerà il gestore di questa nuova arteria stradale che collega appunto la strada provinciale Campo San Piero Noale con la 308, evitando al traffico pesante ma anche a tutto il traffico di attraversamento di passare per il centro di Campo San Piero, saltando anche qualche incrocio pericoloso che negli anni purtroppo ha creato qualche incidente. Si è svolto a Padova il G7 della veterinaria che ha richiamato esperti da tutto il mondo. Ridurre l'impiego di antibiotici negli allevamenti migliora il benessere dell'animale e anche la sicurezza alimentare. Parte da qui la sfida del mondo veterinario che a Padova si è riunito in questi giorni nel G7 della veterinaria, un evento che ha portato nella città del Santo le delegazioni veterinarie dei paesi più industrializzati per fare il punto sullo stato della salute animale del nostro pianeta. Ci vuole fiducia tra i vari paesi affinché ci siano regole sanitarie chiare e condivise. Secondo i dati dell'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, tra il 2014 e il 2021 l'uso degli antibiotici in Europa a livello zootecnico è diminuito del 44%. Negli ultimi anni sono stati fatti dei passi giganteschi nel nostro paese in veterinaria per ridurre l'uso degli antibiotici negli allevamenti. A livello europeo questa riduzione negli ultimi anni è arrivata quasi al 50% e anche in Italia sono stati fatti moltissimi passi avanti, devo dire soprattutto nel settore avicolo, dove negli ultimi 5-6 anni si è ridotto l'uso degli antibiotici fino quasi all'80%, quindi davvero uno sforzo importantissimo per la salute degli animali ma anche per la salute delle persone. A Padova erano presenti i capi dei servizi veterinari arrivati dai paesi del G7, Italia, Canada, Giappone, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. Nuovi avvistamenti del lupo sul Montello che mettono sempre più in apprensione cittadini e allevatori. In queste immagini dell'altra sera, girate da Eros Parolin, l'ultimo avvistamento di un lupo sul Montello, ennesima prova di come il tema delle predazioni e del suo contenimento non sia più confinato alle prealpi trevigiane, ma che in branco scenda sempre più verso la pianura, trovando magari un nuovo habitat nei boschi urbani come il Parco della Storga. Per questo, dopo episodi continui di pecore ma anche di asini sbranati e dopo quello che sembrava un caso isolato del cagnolino della famiglia Parolin sbranato nel territorio di Volpago, ora molti contano su un intervento concreto delle autorità, considerando che l'Europa stessa ha declassato il livello di protezione del lupo. Il declassamento fatto a Bruxelles è un segnale positivo. Significa che non è più in via di estinzione in quel modo e che si possa finalmente gestire. Quello che è mancato in Italia, nonostante l'Europa, è stata la gestione, la volontà di gestione. Se ce ne sono troppi in un territorio antropizzato e creano danni al tessuto anche economico di questa regione, vanno semplicemente abbattuti. Non dico che vadano abbattuti tutti, vanno sicuramente abbattuti quelli
in più e soprattutto quelli confidenti ed aggressivi. Più che di abbattimento, al momento le autorizzazioni dalla provincia di Trento, come dalla regione Friuli e dalle province veneti di Verona e Vicenza, sono per i proiettili di gomma in uso alle polizie provinciali. Troppo poco considerando il numero di agenti in tutta la regione sottolineati dal responsabile veneto nel corso di una serata con i cacciatori dedicata però al contenimento dei cinghiali. Una mano forte su questo, perché se non contiamo su di voi, chiaramente con le sole polizie provinciali è possibile farcela, perché siamo in 130-140, quindi i numeri purtroppo non ci danno ragione. Ma la scelta dei colpi di gomma non convince il mondo venatorio, che come per i cinghiali sarà a breve coinvolto anche in questa campagna. Credo che la soluzione con i pallini di gomma serva a poco. Credo invece che il passo che ha fatto la Comunità Europea possa consentire allo Stato italiano di fare dei piani di contenimento come fanno tutti gli altri paesi, la Slovenia, l'Austria, la Svizzera, la Francia. Non bisogna chiaramente eliminarlo perché è una specie comunque protetta, però contenerla, questo sì. La pagina della cultura ora torna al Remondini di Bassano, l'appuntamento con Torniamo a sorridere. Non c'è due senza tre, e visto che la prima e la seconda rassegna sono state un successo, ecco che anche quest'anno torniamo a sorridere a teatro con appunto la terza edizione della rassegna teatrale curata da Bruno Banzato in collaborazione con la compagnia Amici del Teatro Remondini. Saranno 4 domeniche in teatro a Bassano, partendo dal 20 ottobre con la commedia Una cicogna per tutte le stagioni, per poi passare, come da tradizione, agli spettacoli in dialetto. Anche con le precedenti edizioni abbiamo fatto delle commedie appunto in dialetto popolare veneto. È un discorso di cultura. Il nostro parlare veneto è un'antica meravigliosa tradizione e bisogna spesso e volentieri poterla anche rappresentare, non so, portare nelle scuole. Gli spettacoli in questione, tutti alle ore 17, saranno I Recini da festa, domenica 27 ottobre, Il capolavoro di Goldoni, Signor Todero Brontolon, il 3 novembre, e la commedia Parcheggio a pagamento il 10 novembre, che tratterà il tema delle case di riposo e degli anziani. La commedia ha una grande valenza sociale prima di tutto quanto, e poi non dimentichiamo che c'è anche il discorso della cultura. Molto importante è anche che questa rassegna teatrale ha come scopo la beneficenza, e beneficenza poi tra l'altro in una struttura del nostro territorio, ovvero l'Associazione Oncologica San Bassiano. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio, arrivederci.